Il tempio del motocross sardo, il crossodromo Le Dune di Riola Sardo, ospita la seconda tappa del campionato regionale di motocross. Oltre 80 gli iscritti nelle varie categorie, ovviamente fari puntati sulle due classi principe, ovvero la MX1 e la MX2. Michele Puzzu e Mirko Marongiu puntano a difendere la vittoria conquistata nella tappa inaugurale di Siniscola, ma sicuramente non mancheranno le emozioni. Fulvio Maiorca, presidente del Motoclub Motor School, quest'oggi il tracciato torna ad accendersi dopo gli internazionali d'Italia, un altro appuntamento molto importante per voi. Sì, dopo la gara, come dicevi tu, degli internazionali, oggi ospitiamo la seconda prova del campionato regionale qua in pista, con le varie discipline, varie classi, a iniziare dai ragazzini del 65, che quest'anno noto con molto piacere, sono numerosi, che sono 10 al cancello di partenza, che per la Sardegna è un numero consistente. Anche la classe 80 con 15 partenti, insomma, ha dimostrato che il vivaio sta funzionando e quindi c'è già un ricambio di generazione che in Sardegna lo attendavamo da tanti anni. Il vostro motoclub nasce con l'intenzione di sviluppare la parte agonistica, quali sono i numeri, qual è la situazione? Ma il nostro motoclub nasce nel 2002, è un motoclub fondato soprattutto sull'agonismo, quindi noi seguiamo in particolar modo il motocross, vorremmo seguire in futuro anche un po' l'enduro, però per adesso ci siamo specializzati, diciamo, in motocross, ospitando 15 VT l'Internazionale d'Italia già dal 2013, quindi abbiamo già fatto 4 edizioni. La pista è, come sanno un po' tutti, insomma, è apprezzata a livello ormai internazionale, visto, insomma, il fondo particolare. Diciamo che proseguiamo così, poi diciamo ci sono sempre i sogni, che i sogni dopo l'internazionale sono il mondiale, però questi sono soltanto sogni per adesso. Sono sogni, però qualche prospettiva concreta magari c'è, lo ricordiamo, Tony Cairoli, il più grande 8 volte campione del mondo, è di casa qui a Riola Sardo praticamente. Tony Cairoli ormai penso che siano 7-8 anni che viene qua, che trascorre l'inverno qua da noi, così come altri campioni, vengono qua a svernare. Sì, diciamo che, ripeto, la ciliegina sulla torta sarebbe magari prima o poi disputare un mondiale. Quest'oggi tanti i protagonisti, praticamente i migliori piloti del panorama sardo, cosa ci aspetta? Ma io penso che si aspetti una gara molto interessante, abbiamo tantissimi pretendenti alla vittoria oggi, tra i quali il campione in carica Puzzu Michele dell'MX1, Loci Massimiliano dell'MX2, poi naturalmente Gabriele Sanna, poi abbiamo sicuramente Spano Alberto e poi il giovanissimo Marongiu e Mirko con la 125, che penso che sarà anche lui uno dei protagonisti. Si abbassano i cancelletti della classe 65, quella dedicata ai piloti in erba nati tra il 2006 e il 2009. Sono 10 i partenti. Nella prima manche Muretti, dopo aver dominato la tappa di Siniscola, scatta dal primo cancelletto e guadagna un buon margine nei confronti di Marrocco, Piredda, Montigi e Zucca, gli unici a tenere il passo del numero 27. Zucca cresce col passare del tempo, ma poi scivola perdendo posizioni importanti. A quel punto Muretti, in pieno controllo, taglia per primo il traguardo davanti a Marrocco e Montigi, facendo registrare un miglior tempo di 44 secondi e 4 decimi. Nella seconda manche è avvincente il testa a testa in avvio tra Muretti e Montigi, con quest'ultimo che si avvantaggia della scivolata del primo per balzare in testa alla gara. Marrocco passa al secondo posto, ma poi subisce il ritorno di Muretti. Quest'ultimo arriva a insidiare il primato di Montigi, salvo poi cadere nuovamente e perdere terreno. Il pilota del motoclub Terralba tiene duro e chiude al primo posto davanti a Marrocco e Zucca.
Rubiamo al nostro Roberto Rubio la cronaca dei più grandi per andare a vedere che cosa è successo nella classe 65. Non sappiamo ancora chi ha vinto, però insomma è stata durissima. Com'è andata? Male. Perché è male? Era distrutta la pista. Per te invece? Benissimo. Come vedete, insomma. E per te invece? Per me va bene perché prima era bene ma adesso è tutta distrutta. Allora, il nostro Roberto Rubio ci dirà chi avrà vinto alla fine, però quanto è dura gareggiare su una sabbia così dove tra l'altro gareggiano i campioni? Molto difficile, molto. Molto. La più difficile della Sardegna. Che cosa c'è di bello nel motocross? Vedersi tutti insieme come amici e poi Per te? Divertirsi. divertirsi e stare con gli amici. Però ci vuole sempre molta testa, bisogna stare attenti? Sì. Sì. Ci vuole la pazienza. Ed è proprio Ismaele Montigi, vincitore della seconda manche, il primo nella classifica assoluta della classe 65. Al secondo posto Filippo Marroccu del Motoclub Terralba e al terzo Mirko Muretti. Con Aldo Mocci del Motoclub Terralba per aprire una finestra sul mondo dei motori per i più piccoli qui oggi a Riola, 10 nella classe 65, 15 nella classe 80, insomma c'è un mondo che sorride ai motori, quello dei più piccoli. Sì, come scuola stiamo cercando di far avvicinare quanto più possibile i bambini, dando la possibilità di provare le moto per i primi passi, no? Poi pian piano le avviciniamo alle gare come queste. Oggi abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, abbiamo il primo, secondo e terzo posto come club, però bravi tutti i bambini perché indipendentemente dal club danno il massimo di quello che possono dare, specialmente su questi terreni qua. La sensazione che abbiamo avuto, sono stati i primi a gareggiare, quella di una costruzione dell'evento in totale sicurezza, con tantissimi addetti pronti a risollevare la moto, rimettere il bambino in piedi e soprattutto che non ci sia davvero nessun tipo di pericolo. Sì, no, siamo, a parte l'organizzazione, un applauso proprio al Motoclub Riola e Motoschool di Riola che si organizza sempre delle gare importanti anche a livello regionale, sono molto preparati. E poi c'è un occhio di riguardo per i bambini, che diamo una mano un po' tutti, insomma anche genitori, tutto il club a tirare su questi ragazzi in totale sicurezza appunto per farli avvicinare quanto più possibile. Vogliamo spezzare una lancia, il motocross non è più pericoloso del basket o del calcio? No, assolutamente, considerate che prima di arrivare a dover gareggiare un bambino segue tanto di quelle indicazioni, tanto di quegli allenamenti mirati proprio per evitare i pericoli. Poi se andate a guardare sono completi di attrezzature per li proteggere in tutte le loro situazioni più pericolose, che poi considerando che i bambini sono i primi, sono più responsabili degli adulti perché sanno cosa fanno, ecco, non sono, a differenza di quanto possiamo pensare, sanno quello che stanno facendo. Ecco. Poi mi viene da dire forse la padronanza del mezzo può tornare utile quando diventi adolescente, magari sali sullo scooter. Sì, assolutamente, si spera che continuino a livello agonistico a gareggiare, ma chi non prosegue sicuramente avrà una buona scuola per la strada, ecco, quello sicuramente. Ed ecco la partenza della classe 85 con ben 18 moto al via. Secci a bordo della sua KTM scatta subito davanti a Daniel Pin e Michele Nicolai. In difficoltà invece Muscas, vincitore della tappa di Siniscola, che scivola nelle retrovie a causa di un errore. Monfrecola si avvantaggia e guadagna posizioni.
A pochi giri dalla conclusione esce di scena Riccardo Pittau, anche lui tradito da una scivolata. Secci conclude in testa facendo registrare il miglior crono di 1 minuto 28 secondi e 7 decimi davanti a Nicolai e Monfrecola che supera Pinna sul filo di lana. Nella seconda manche Pittau va in cerca di riscatto ma viene superato in testa da Daniel Pinna al secondo giro. Dietro Nicolai balza al terzo posto sorpassando Muscas, mentre Pinna controlla la posizione senza mai rischiare e passa per primo sotto la bandiera a scacchi davanti a Pittau e Nicolai. Anche in questo caso il vincitore della seconda gara ad arrivare al comando della classifica assoluta, Daniel Pinna, vince con un totale di 390 punti conquistati, 10 in più rispetto a Michele Nicolai e 40 in più rispetto a Federico Secci. Ai piedi del podio Matteo Monfrecola. Erika Peana, unica ragazza in gara quest'oggi a Riola Sardo. Allora, come mai una ragazza della tua età si dedica al motocross? Dove nasce la tua passione? Beh, ho avuto sempre la passione da quando sono piccola, da quando ho visto vicino a casa mia un negozio della moto, ero sempre lì perché ho sempre la passione della moto. Dopo un certo punto mia mamma ha conosciuto Tore e da lì ho avuto la fortuna di andare in moto e da lì non mi sono più staccata dalla moto. Quest'oggi in gara con i grandi senza nessun timore reverenziale, non hai paura? Sei pronta a combattere? Beh no, perché sono già abituata perché faccio italiano, il campionato italiano, quindi col cancetto 40 sono già abituata, quindi non mi spavento. Sono anche appuntamenti internazionali tra i tuoi prossimi eventi, insomma, ce li puoi raccontare? Beh sì, adesso questa qua è l'unica gara che faccio nel campionato sardo perché mi dedicherò solamente al campionato femminile e qualche gara dell'italiano maschile. Giuseppe Asole, responsabile della sezione motocross della FMI Sardegna. Allora, l'occasione, questa seconda tappa del campionato regionale di motocross, anche per fare il punto della situazione ovviamente sul mondo del motocross isolano. Qual è lo stato di salute? Stato di salute è buono, diciamo è buono, abbiamo iniziato a Siniscola, ora siamo a Riola, abbiamo 10 prove durante tutto l'arco dell'anno, prossima sarà Gonnesa e diciamo che abbiamo avuto un buon inizio, buoni partecipanti, abbastanza numero, stiamo crescendo a livello di minicross, come avete visto oggi è abbastanza una pista molto impegnativa, però abbiamo già 10 bambini sui 65, 15 bambini sulle 85, è un buon risultato per un vivaio che sta crescendo, quindi è positivo per noi. Anche dal punto di vista delle strutture immaginiamo ci sia una crescita in Sardegna, proprio su questo tracciato arriviamo dagli internazionali d'Italia che sono stati un successo di pubblico e di partecipanti. Ma senza dubbio il top, per noi sardi è stato avere gli assoluti d'Italia qua è il top, ci invidiano tanto su questo. Come hai detto tu, i nostri impianti sono scelti dai migliori piloti al mondo per tutto l'inverno, è una cosa che gli altri ci invidiano. Diciamo che stiamo crescendo a livello
livello di impianti torna a Villa Cidro, che era una pista storica che ci mancava tanto, e ritorna quest'anno, avremo la quarta gara di campionato regionale, quindi va bene. Stanno crescendo nel sud le piste e ci fa piacere questo. Merita un elogio, immagino, anche l'impegno del Motoclub Motor School, è un fiore all'occhiello del mondo del motocross sardo. Certo che il Motor School in questo momento è il top, è quello che ci ha fatto arrivare i piloti più forti al mondo, grazie a loro, diciamo. Quali sono i prossimi appuntamenti nel mondo del motocross isolano, anche magari al di là del campionato regionale? Ma abbiamo Mirko Marongiu che sta facendo l'italiano, qualche ragazza che sta facendo il campionato italiano femminile, quindi alcuni piloti mini cross che stanno svolgendo il campionato italiano, quindi per noi è già una grossa cosa che questi ragazzi sardi vanno a fare gare di livello italiano. Le moto ai cancelletti di partenza della prima manche del gruppo A, che racchiude i migliori piloti sardi delle categorie MX1, MX2, 125 amatori e over. Occhi puntati sul campioncino Mirko Marongiu del Motoclub Gonnesa, mentre va segnalata purtroppo l'assenza di Massimiliano Locci, campione in carica della MX2, messo KO da una caduta durante le qualifiche. Bene Gabriele Sanna del Motoclub Padru, che si porta subito al comando con Claudio Massa, che a bordo della sua Kawasaki si lancia all'inseguimento. Al secondo giro ci sono problemi per Alberto Spano, uno dei favoriti che perde terreno. Michele Puzzo allora guadagna la terza piazza e si lancia all'inseguimento del duo di testa. A questo punto la gara vive la sua fase più accesa. Quando le posizioni di testa sembrano ormai cristallizzarsi, Marongiu si rende protagonista di una straordinaria rimonta. Volando sulla sabbia pesante di Riola, il sedicenne del Motoclub Gonnesa sorpassa prima Massa e poi al 10° giro anche Sanna, messo in difficoltà da una caduta. Marongiu passa dunque al comando e fa il vuoto alle sue spalle, conquistando la prima gara. Nella seconda manche Marongiu non parte benissimo e davanti a tutti al primo giro ci sono Spano, in cerca di riscatto dopo una sfortunata prima gara, e Sanna. Passano pochi giri e anche in questo caso arriva la rimonta di Mirko Marongiu, che in men che non si dica riesce ad affiancare il leader della corsa e a superarlo nel corso del 7° giro. In sella alla sua KTM 125 il pilota del Motoclub Gonnesa fa ancora una volta il vuoto, arrivando per primo con grande vantaggio rispetto a Michele Puzzo e Gabriele Sanna, che completano il podio della seconda manche. Il primo nella classifica assoluta è allora Mirko Marongiu, che fa bottino pieno conquistando entrambe le manche di gara. Molto più indietro Gabriele Sanna e Michele Puzzu, mentre ai piedi del podio ci sono Claudio Massa e Marco Barria. Mirko Marongiu, giovanissimo, con una moto 125, eppure hai sbaragliato la concorrenza vincendo con ampio margine.
Buonasera a tutti, oggi una bellissima gara con un po' di difficoltà per il fondo sabbioso, ma siamo riusciti a vincere. Difficoltà per il fondo sabbioso, anche una partenza non perfetta per te, però non ti sei perso d'animo, hai rimontato approfittando anche di un errore da parte del tuo diretto concorrente. Insomma, alla fine è stata una gara facile solo nelle apparenze, all'inizio è stata tosta. Sì, inizialmente in tutte e due le manche sono partito malissimo, soprattutto la seconda, poi sono riuscito sempre a recuperare sino alla seconda posizione, poi un po' di bagarre con Gabriele San, il mio caro amico, e poi sono riuscito a passarla. Dopo Siniscola un altro risultato importante, adesso vai a Gonnesa per confermarti un'altra volta. Sì, adesso prima di Gonnesa forse andrò a fare qualche allenamento in qualche pista di duro e poi ci prepareremo per Gonnesa. I hope that you listen.